Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli. Exclusive Dance Chart. Va ora in onda Centro Ronchi. E sulle note dell'inno europeo di Beethoven diamo subito la linea a Tina Ghilardi e Francesco Nosari. Buona domenica a tutti i nostri radioascoltatori e buona domenica particolare a tutti i papà. Auguri Francesco. Grazie, buona domenica a te e a tutti i radioascoltatori. E auguri a tutti San Giuseppe. Esatto. Ecco, anche se molte persone non danno molta importanza a questa festa, invece è importante perché ci riconduciamo anche a San Giuseppe che ha preso la responsabilità della crescita di un bimbo che poi dopo lo accompagna e lo lascia, praticamente sparisce quando nel Tempio Gesù parla e si reca di cosa fa. Lui ha capito la sua strada e se guardiamo non viene quasi più menzionato Giuseppe, perché come ogni padre dovrebbe accompagnare i figli alla loro maturità, ma poi lasciarli andare per la loro strada, come giusto che sia. E quindi il ruolo del padre è veramente molto importante. E riguarda anche il fatto che comunque in assenza di un padre sappiamo che comunque è lo Stato che deve provvedere e quindi è come un padre. Ecco perché io do importanza a questa festa, che sarà anche sì commerciale per qualcuno, ma che ha anche un profondo significato di quello che dovrebbe essere la famiglia, cioè accompagnamento alla maturità del ragazzo e poi lasciarlo libero di scegliere sia nel bene che nel male. E tenevo a dire questo mio pensiero perché io ho avuto un padre è importante perché è importante perché il ruolo del padre oggi è sminuito come è sminuito anche il ruolo della madre, cioè, ma in particolare è sminuito quello del padre. Per noi la famiglia, il nucleo familiare è costituito da un papà e da una mamma e ogni bambino ha diritto ad avere un papà e una mamma. Se riflettiamo sul ruolo di San Giuseppe, vediamo che è lui che appartiene a una famiglia sacerdotale, quindi non è il lavorante falegname qualunque, appartiene a una famiglia sacerdotale, tanto che deve anche recarsi a Betlemme per il censimento, quindi il censimento vuol dire che c'erano dei beni di famiglia, così come la moglie Maria, la quale è anche lei sottoposta al censimento, e anche lei apparteneva a una famiglia sacerdotale di Gerusalemme. Quindi
non è gente qualunque, per la verità, come spesso viene dipinta, poveri e umili, insomma, sono di una classe medio-alta sostanzialmente. Ma Certamente. oltre a quello c'è da dire che Giuseppe è colui il quale insegna al figlio Gesù, insegna, lo erudisce, lo istruisce, e Gesù è un grandissimo maestro, certo, è il figlio di Dio, però è anche una persona di un'intelligenza straordinaria. Quello che è riportato nei Vangeli dai suoi discepoli, dai suoi apostoli, è qualcosa che dura e durerà ancora da 2000 anni, perché ha una profondità, una competenza anche dottrinale che è unica nella storia, cioè è qualcosa di, almeno nella storia dell'Occidente di sicuro, tanto da aver improntato di sé la civiltà occidentale, perché la civiltà occidentale che oggi sta degradando è una civiltà che, se si vuole riprendersi, deve ancora andare a riscoprire quella che è la sua storia, quelle che sono le sue origini, altrimenti non ne usciamo più. Non ne usciamo più perché diventa se non c'è al primo posto, non viene messo l'amore cristiano, non c'è che la forza, ed è quello che si sta manifestando oggi, la forza, il predominio della forza sia bellica, pur tragicamente lo stiamo vedendo, sia quella del potere, del burocratismo al potere, laddove tutti siamo destinati a diventare schiavi di altri, addirittura nemmeno conosciuti, impersonali, di poteri impersonali, che poi in realtà dietro di sé hanno persone ben precise, ma non conosciute, che dominano e manovrano. Questo è il discrimine fra cristianesimo e materialismo, sostanzialmente, fra l'uomo che crede, che capisce di avere dei limiti, che sa di non poter fare tutto, che ricerca insieme agli altri, ma alla fine sa di non poter essere Dio, e invece coloro che pensano di avere la verità in tasca. Mi riferisco alle sinistre esplicitamente, perché il pensiero marxiano è quello, la verità scientifica, pensano sostanzialmente di essere degli dei impropri, di avere dentro di sé la verità. Ecco, la differenza è quella fra chi sa di avere limiti e chi non crede di averne, quindi di poter, nell'interesse per il bene degli altri, di poterli dominare. Questo è anche il punto a cui, sotto un profilo storico e politico, siamo giunti. E il grande discrimine è la scelta fra cristianesimo e ciò che cristianesimo non è. Questo dal mio punto di vista. Ecco. Poi che oggi i padri veramente accettino un ruolo anche di istruzione, di indirizzo, e lo sappiano fare soprattutto sotto il profilo spirituale, culturale, dell'amore nei confronti dei figli, questo credo sia una grande preoccupazione. Vedo molti genitori spaventati quasi dai figli, non sono in grado di dare loro degli interessi precisi. Il bambino è il bambino, è il re della casa, e fin dai primi mesi di vita diventa colui del quale bisogna soddisfare ogni desiderio, ogni piacere. Fin dai primi mesi si allevano dei piccoli mostri prepotenti che pensano di poter fare e poter ottenere tutto ciò che vogliono, e i giovani
che hanno tante qualità, che sono le forze fresche della società, da un lato non risultano, non sembrano essere più di tanto all'altezza, ma soprattutto abbiamo una delinquenza giovanile impressionante, abbiamo una scarsa adesione alle regole che non si capisce più neanche quali siano, da parte proprio di questi bambini, e la colpa è nostra. La prima colpa è proprio nostra. Non sappiamo, abbiamo disimparato a educare i figli. Non so se, ma tu che conosci le scuole... Forse abbiamo disimparato a dire di no. Esatto. Perché alcune volte bisogna dire no. Questo fa parte del dovere di ogni famiglia. Cioè, quando ha un figlio deve sapere dire anche no, soprattutto no, e spiegare il no, in modo che quando arriva il sì è proprio quella gioia nel ricevere il sì. Ricevendo tanti sì diventa una noia anche la vita. Ma ti dirò che la paura di avere un figlio, più a me. oltre che da motivi economici che sono drammatici, cioè uno Stato che dovrebbe essere a servizio del suo popolo, fa così paura con le sue regole, che la gente, prima che i giovani, prima di avere un figlio ci pensano non 4 ma 40 volte. Questo è un primo aspetto, però c'è anche un altro aspetto, e cioè la paura di avere il figlio, perché si capisce, forse si intuisce, di non essere all'altezza, di non sapere da che parte voltarsi. Il grande problema, non se ne parla, ma il grandissimo problema della nostra società è il calo demografico. Qui tra un po' siamo tutti vecchi e i bambini sono merce rara e preziosa. Qui quando ce n'è uno, oddio, meno male che ce n'è uno. Cioè, è una società che così, se va avanti in quella maniera qui, è destinata a morire. Non è una società viva questa qua. E in questo caso, e anche in questo caso, si innesta il problema nel cristianesimo. Troviamo il modo di affrontare anche la paternità, la maternità, l'educazione dei figli o no? Ecco, dall'altra parte no, di sicuro. Di qua c'è sempre stato. Forse, aggiornandolo ai tempi, andando a valutare le circostanze storiche, che sono sicuramente modificate, forse una riflessione in questo senso andrebbe fatta. Guarda che sei stata bravissima a introdurre, noi parliamo sempre a braccio e non sappiamo neanche di che cosa parleremo un minuto prima della trasmissione. Per noi è sederci a tavola con i nostri radioascoltatori e parlare con loro come si fa la domenica. Ecco. Ora, sei stata bravissima a introdurre un argomento di questo tipo, perché tra le altre cose non è un caso che la commemorazione, la festa di San Giuseppe sia inserita nel periodo quaresimale, almeno solitamente è così. Perché il clima quaresimale dovrebbe essere quello della riflessione. La figura di San Giuseppe porta a una riflessione nei confronti della famiglia, riflessione nei confronti dei figli, ma non solo i figli naturali, quelli sono i figli della anche nei confronti famiglia, ma anche quelli adottivi. Ora, è una figura che riguarda tutti i nuclei familiari. Il clima quaresimale dovrebbe essere il portatore di una riflessione, che oggi questo clima, la percezione di essere nel periodo quaresimale, sono in larga parte scomparsi per la nostra gente secondo me da lungo tempo, e non sono certo. Certamente le iniziative, le cerimonie, i comportamenti e le manifestazioni di fede e del suo annuncio da parte del mondo cristiano, del mondo
cattolico in particolare, e in particolare quello delle gerarchie ecclesiastiche cattoliche, a poterli far rivivere. Questo è un dato oggettivo. Oggi noi parliamo di San Giuseppe, ma a questo punto parliamo della famiglia. Parliamone a fondo di questa famiglia. Che cos'è oggi la famiglia? Perché famiglia, dice la Costituzione, è fondata sul matrimonio. Ora, la maggior parte delle coppie, delle famiglie, sono famiglie, sono conviventi sostanzialmente. Poi magari si sposano, però sono conviventi. Come mai una scelta del genere? Quando poi spesso addivengono al matrimonio. Come mai? Come mai una scelta di questo tipo e non si sposano prima? Una volta si sposavano, stavano assieme, c'era anche il divieto al divorzio, vabbè. Ma come mai oggi prima stanno assieme magari per 5-10 anni e poi si sposano? Qual è che cos'è che spaventa queste coppie nel matrimonio? Qual è il meccanismo, e dall'altra parte, qual è il meccanismo che scatta, cioè dalla convivenza passare al matrimonio? È un meccanismo di convenienza? È un prendere atto che sì, ormai la coppia è consolidata, quindi tanto vale essere sposati? È una diffidenza nei confronti dello Stato? È una diffidenza nei confronti della Chiesa stessa? Perché da un certo punto di vista teniamo conto che se per il cattolico il matrimonio è un sacramento, un segno della grazia, vuol dire che in quella grazia lì ci credono un po' poco, perché o comunque non ne sentono il bisogno, visto e considerato che vivono assieme a paletta, come si diceva una volta, e si sposano semmai dopo. Ora, sono tutte riflessioni che in chiesa, nelle vie, così come mi piacerebbe oggi, che è domenica per di più, nelle vie sentire una riflessione di questo tipo. Ma perché le famiglie in questo modo? Come mai? Questi sacerdoti che fanno i corsi di preparazione al matrimonio, ma corsi di preparazione al matrimonio a coppie che sono già assieme da 5-10 anni. Fate una domanda, veramente Dio. C'è qualcosa c'è un meccanismo, c'è qualcosa che non funziona. Anche il fatto di aver legato il matrimonio religioso indissolubilmente in Italia al matrimonio civile è un'altra cosa su cui riflettere, che teniamo conto che se uno addiviene un matrimonio religioso in Italia, quel matrimonio religioso può essere sempre trascritto da parte di uno dei coniugi e quindi portare a tutte le beghe eventuali in caso di separazione piuttosto che di divorzio. Cioè il matrimonio religioso svincolato da quello civile in Italia non esiste sostanzialmente. Ora, anche questo è un argomento da ripensare. Si pensa mi pare che l'argomento principale sia quello della benedizione delle coppie omosessuali, ma a me sembra che il problema prima da andare a valutare sia quello del matrimonio, il mancato matrimonio, della convivenza delle coppie normali, quelle eterosessuali, quelle costituite da un uomo e una donna, come è sempre stato e come in sé deve avvenire se si vuole che la società, che le generazioni si susseguano, che ci sia riproduzione, perché dalle altre parti, e attenzione, le altre unioni delle quali ho il massimo rispetto anche dell'amore reciproco che hanno fra di loro, però sono diverse, sono profondamente diverse, anche nell'amore. Non si può chiamare matrimonio un'unione fra due uomini o fra due donne. Sono una cosa diversa, rispettabilissima, da accettare e da accogliere, perché è così, però non sono la stessa cosa. Il matrimonio è un'altra cosa.
matrimonio fra un uomo e una donna è un'altra cosa, è oggettivamente un'altra cosa. E tant'è vero che è un'altra cosa che poi produce figli. Oggi non li produce più, o li produce in quantità insufficiente. Sono domande che San Giuseppe in questo ci insegna. Insegna anche che cos'è poi un'educazione, quali sono i doveri di una coppia. Oggi le coppie lavorano, non hanno tempo. A chi è affidata l'educazione di questi figli? Capisco che ne abbiano paura, perché a chi è affidata? Alle maestre dell'asilo, che non sai chi sono? Ai nonni, che è già qualcosa di meglio, però sono nonni, non sono genitori. E i genitori sono a lavorare, dopodiché, finito di lavorare un pochettino per non stare assieme, prendono il frutto del loro lavoro, se lo portano in giro, vanno a trovare gli amici tirandosi dietro il bagaglio. Forse è un'altra cosa da pensare, da ripensare, perché oggi come oggi quello che io trovo abbastanza carente è la solidità, non la mancanza, perché c'è sempre, ma la solidità dell'educazione dei bambini piccoli. Cioè, sono abituati, proprio perché un po', fra virgolette, abbandonati dai genitori, a ottenere tutto quello che vogliono. Sono sostanzialmente dei capricciosi, spesso e volentieri, che ai quali è difficile, molto difficile, imporre delle regole dall'esterno. E anche questo è un grandissimo problema, ma non è un problema dello Stato piuttosto che della scuola e degli insegnanti, è anche un problema della scuola e degli insegnanti, ma è soprattutto un problema della coppia, è un problema della famiglia. Domanda: sono in grado i nostri figli, e qui la colpa è nostra, siamo stati capaci di educare i nostri figli non solo a essere dei bravi ragazzi, ma anche ad essere dei bravi genitori, perché in luce la storia è quella lì. Io questi argomenti nelle omelie, nelle chiese, dai preti li sento molto poco. Sento parlare in continuazione del matrimonio dei chierici e della benedizione delle coppie omosessuali, ma a me non sembra mica un problema grande. Il grande problema di questa società, è il crollo demografico. Il grande problema di questa società è l'educazione dei figli, è averla prima di tutto, perché per le altre cose lievitano. Ora, mi sembra che la festa di San Giuseppe, questo grandissimo, enorme educatore del più grande personaggio della storia, almeno della storia occidentale, sia emblematica, che ha bisogno, come ha fatto Tina istintivamente adesso, a braccio, ha bisogno di una riflessione, ma di una riflessione profonda, per Dio. E come se profonda? E anche il presentare la Sacra Famiglia come l'esempio per tutte le famiglie. Insomma, io andrei a vedere, questi hanno saputo educare un figlio con la grandezza che ci dimostra Gesù di Nazareth. Noi dovremmo essere imitatori di quello, almeno i cristiani. Dovremmo cercare di imitare un risultato di questo tipo, ma senza raggiungere l'altezza intellettuale, oltre che spirituale, che di amore verso il Padre, anche il Padre eterno, non c'è l'altezza di Gesù, che era un genio oltretutto, ma nel piccolo, anche nel più piccolo, nel più umile, avere un'educazione che sia degna di tal nome. Questo dovrebbe aiutare e pretendere una società, questo dovrebbe aiutare e pretendere una chiesa come societas cristiana. Questo parlano di tutto, ma di quella roba qua mi sembra che se ne parli un pochettino poco. Sbaglio? Ma anche nelle scuole, dove stanno attenti a non avere il presepe, a non discriminare, bisogna mettere, non so come si chiami quell'affare lì, per cui non c'è maschile e femminile, il genere lo si sceglie, ma roba matti, adesso con tutto il rispetto, no, anzi senza rispetto, sono roba da matti, per Dio. Non so,
mi sono un po' sfogato, forse sono andato oltre. Sì, anche perché comunque certi argomenti andrebbero affrontati in famiglia. Non certo, perché a scuola si trovano diversi bambini e i bambini quando si spiegano hanno diversi step di arrivo, cioè la bambina che può essere spiegato e altri che magari invece è ancora presto. Cioè, secondo me certi argomenti devono essere trattati in famiglia. Non delegare. Questo sì è importantissimo. È importantissimo. La scuola non può arrivare, ma secondo me entro determinati limiti, perché comunque sono persone come possiamo essere noi e quindi almeno io con dei limiti. Sicuramente non mi metterei a spiegare determinate cose ai bambini così a tutti perché hanno 9 anni, perché comunque tutto ha un suo... la famiglia sa se il suo bambino è più sveglio, magari c'è quello che è ancora bambino. Quindi certe cose vanno fatte spiegate in famiglia. Ma anche perché la sensibilità dei genitori è diversa da quella degli insegnanti. Ciò che percepiscono i genitori è diverso da quello che percepiscono gli insegnanti. Non capire che la scuola è il luogo di formazione, quindi di educazione formativa, e l'educazione è responsabilità specifica, inalienabile dei genitori, ma per dire la prima distinzione anche istintiva che dovrebbe venire a tutti. Qui si confondono i piani. Lo Stato non mi ha educato bene il figlio, ma che cavolo, la società non me l'ha educato bene, ma figurati. Il primo a essere responsabile sei tu, ma stiamo scherzando. Questo mi sembra manca proprio anche la discussione su questo, il mettere in faccia le responsabilità, perché ci sono, benedetto Dio, ci sono, vanno messe in faccia, va detto: guarda, tu come genitore sei un incapace, per questo ti aiuto, ma devi essere tu prima a aiutarti, devi essere tu prima a capire che quello è tuo figlio e ne hai la responsabilità. E non può essere uno che ha un affare frignante al quale bisogna dare qualunque roba e fargli ottenere qualunque cosa perché la smetta di frignettare. Ma mia, così che si educano i bambini. E io quello un po', adesso io sarò anche vecchia, sono vecchia, però è quello che vedo e va mica bene. Tu sei più giovane di me, molto, però anche tu vedrai queste cose, penso. Tu poi hai frequentato le scuole. Sì, molte volte secondo me supera determinati limiti, secondo me, però c'è da dire questo, che giusto perché giustamente molti genitori delegano, troppi genitori delegano ad altri. O alle volte, almeno in zone poi popolari, tante volte i bambini vengono anche lasciati soli e i genitori escono. È vero. Sono stati anche trovati. Quindi su questo argomento è una cosa in cui lo Stato dovrebbe intervenire di più, secondo me, controllare di più. Cioè tu dici addirittura nel momento in cui cercano un'intimità o stare assieme abbandonano il figlio alla televisione. Esatto, non sempre segnala, secondo me invece queste cose non le segnalano semplicemente perché non essendo diciamo come insegnante alcune volte vengono criticati dagli stessi genitori per questo motivo, quando in realtà loro dovrebbero segnalare determinate problematiche. E questo è una cosa difficile, è vero, però parlando in generale su quello che è la giornata di oggi, dire più spesso no, stare più spesso vicino ai figli e non scaricarli per star bene loro stessi, perché
è vero che non si lascia i genitori, è vero che non si lascia il papà, è vero così, però appunto, come dicevo con Insegna, lui ha fatto questo percorso di vita, l'ha tenuto vicino anche a lavorare, così, no? Quando è stato con lui a imparare il lavoro di falegname o meno, poi dopo quando quindi il seguire il proprio figlio nella vita poi lasciamo andare quando capisce che è in grado di fare, è una cosa molto importante. Certo. Prima in ogni caso non è lo Stato, non sono i servizi sociali la soluzione, ecco, quello deve essere molto chiaro. Non sono affatto la soluzione, anzi magari i membri dei servizi sociali hanno gli stessi problemi che hanno i genitori ai quali dovrebbero dare assistenza. Mi dice il nostro grande regista che abbiamo ultimato il nostro spazio, io un abbraccione grande a Matteo, un abbraccione a te, ai nostri radioascoltatori, ai due gatti, Gregorio e Tilly, e facciamo da 14 radioascoltatori a 16 e niente, a Dio piacendo ci sentiamo domenica prossima. A domenica.